ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. L'emergenza Covid cambia il quadro occupazionale del Friuli Venezia Giulia. Nel 2020 le assunzioni sono calate di 1/3 rispetto all'anno precedente, mentre sono decuplicate le ore di lavoro legate al bonus babysitting. E quanto emerge dalla rielaborazione da parte dell'IRES dei dati forniti dall'INPS. Nel 2020 i nuovi rapporti di lavoro dipendente attivati in regione nel settore privato, esclusa l'agricoltura, sono stati 44.000 in meno rispetto al 2019. La contrazione è conseguenza delle restrizioni per l'emergenza Covid e di una generale caduta di produzione e consumi. È quanto emerge dallo studio del ricercatore dell'IRES Alessandro Russo, che ha rielaborato i dati INPS. La flessione ha riguardato tutte le tipologie contrattuali, in modo particolare con un meno 39,3% le assunzioni a termine e in somministrazione, mentre quelle a tempo indeterminato sono calate del 23,9%. Il trimestre marzo-maggio è stato il peggiore, con un vero e proprio crollo dei flussi d'assunzione. Il mese d'aprile è stato quello più critico, con un numero di ingressi nel mercato di lavoro diminuito di oltre l'80%, con un azzeramento di assunzioni stagionali e intermittenti. Nel 2020 sono diminuite del 19,5% le interruzioni dei rapporti di lavoro, soprattutto per effetto del blocco dei licenziamenti introdotto dal governo con il decreto del 17 marzo Cura Italia e successivamente prorogato, mentre l'introduzione del cosiddetto bonus babysitting ha comportato un enorme incremento di questa tipologia di lavoro occasionale, con 1,3 milioni di ore contro le 133.000 del 2019. Continua la mobilitazione del comparto wedding, che questa mattina è scesa in piazza in diverse città italiane per chiedere ristori e una data certa di riapertura, di ripresa del settore. La manifestazione ha fatto tappa anche in Piazza Libertà a Udine. Io sono stato nominato da Stefania Vismara, che è una delle fondatrici di Insieme per il Wedding, che è un movimento che ha cercato di raccogliere in maniera trasversale quelle che sono tutte le componenti fondamentali, no, che organizzano un matrimonio, quindi da chi si occupa degli abiti da sposa a chi fa il cameriere in sala. Bene, ci siamo resi conto che le grandi associazioni di categoria hanno scelto, per fortuna tra l'altro, altre strade per cercare di perorare la nostra filiera. Noi abbiamo scelto invece di scendere in piazza perché ci ha preoccupato l'idea che in questo momento nessuno faccia chiarezza su quelli che possono essere gli scenari futuri. Noi abbiamo a memoria il fatto che l'estate scorsa, giugno, luglio, agosto e settembre, la nostra filiera è riuscita a ripartire con protocolli certi, con magari comunque delle modifiche, ma non particolarmente difficili, anche alle procedure organizzative del matrimonio e del ricevimento. Bene, noi ci auguriamo che questo venga di nuovo preso in esame, perché vogliamo garantire alle nostre coppie che hanno scelto di sposarsi nel 2021 che sarà possibile. Il movimento Priorità alla scuola torna oggi in piazza per riportare la scuola al centro del dibattito pubblico e per chiedere subito la riapertura di tutti gli istituti e investimenti seri per il comparto, partendo dal Recovery Fund. Sentiamo Anna Filardo di Priorità alla scuola di Udine. Priorità alla scuola vuole rimettere al centro del dibattito pubblico la scuola, per cui la manifestazione di oggi, come quelle che sono già state fatte in precedenza molte volte, è la dimostrazione di quello che noi sentiamo, di quello che noi pensiamo, e con oggi diciamo la cosa principale che noi vogliamo, desideriamo condividere con la comunità è innanzitutto la richiesta di riapertura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, assolutamente, e soprattutto di cominciare davvero da subito ad investire immediatamente per la scuola in maniera seria, per esempio appunto una congrua parte del Recovery Fund che è appunto destinata al rilancio della scuola. Non abbiamo mai messo in discussione il periodo delicato che viviamo, cioè se c'è bisogno, ecco, di prendere dei provvedimenti drastici si prendono, però quando tu vedi chiudere le scuole e tutto il resto del mondo va ad andare avanti, così ti fa pensare, no? Ti fa pensare effettivamente a quali sono davvero le priorità, cioè non si è fermato tutto il mondo, si è fermato solo la scuola.
Penso che il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, stia lavorando molto bene sulla questione dei vaccini. Sia chiaro, il blocco dell'export di AstraZeneca è un nuovo approccio di tutta l'Europa nel rapporto con le case farmaceutiche che forniscono i vaccini in merito del Presidente Draghi. Ha cambiato notevolmente il passo rispetto al passato e per questo è utile che ascolti anche le regioni per capire chi sul territorio si rimbocca le maniche e fa i vaccini, fa la sorveglianza sanitaria, fa gli hub per i vaccini e l'organizzazione. Ad affermarlo il Presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ai microfoni di Radio Anch'io su Radio 1. Cerco di essere realista, ha aggiunto, per raccontare gli sforzi che le regioni stanno facendo. È molto comodo scrivere da Roma quello che devono fare i territori, dopodiché lo facciamo solo con le nostre forze. Secondo Fedriga, quando qualcuno fa errori, quando qualcuno non fa e racconta come si fanno le cose è un po' più facile. Terminerà il mese prossimo la sperimentazione avviata con il super sconto carburanti applicato nei comuni di fascia 1. I dati raccolti in questi 8 mesi serviranno per valutare meglio le eventuali nuove misure che la Regione può mettere in campo per contrastare il turismo del pieno nei paesi confinanti. Dopo 8 mesi di sperimentazione questa prima fase si conclude, gli sconti resteranno ancora. Valuteremo di quale entità dal prossimo mese in poi, abbiamo ormai dati consolidati e stiamo predisponendo la nuova legge dopo quella che è stata in vigore per oltre 10 anni, quindi il caso non solo di fare un tagliando ma anche di cambiarla, andando ovviamente sempre incontro alle esigenze dei cittadini del Friuli Venezia Giulia. I confini chiusi hanno determinato un certo tipo di consumo, forse anche un prezzo da verificare alla pompa di benzina se è giustificato o meno. Il confronto ci sarà non solo con gli operatori della pompa di benzina ma anche con i petrolieri e con tutti gli attori di questo, governo compreso. Quindi nelle prossime settimane tireremo le somme di tutto e vedremo che tipo di sconto, che ovviamente continuerà ad essere in vigore con questa legge, applicheremo dal 1° maggio in poi. Alcuni mangiavano al tavolo e gli altri giocavano a carte al bar, tutti in violazione della normativa anti-Covid. Sono stati tutti sanzionati dalla Polizia di Stato, che ha multato anche 2 persone giunte in Friuli Venezia Giulia per fare arrampicata su roccia. Ancora controlli sul territorio per verificare l'osservanza della normativa antipandemica. La Polizia di Stato di Trieste ha sanzionato amministrativamente 15 persone. Nel pomeriggio il personale della questura e della squadra volante, oltre al gestore, ha trovato all'interno di un bar di Viale Ippodromo 5 avventori seduti ai tavoli, alcuni intenti a consumare generi alimentari, altri a giocare a carte. Tutti e 6 sono stati sanzionati. Intorno alle 18 poi una volante ha notato la presenza di un furgone sospetto in largo Roiano. A bordo 2 cittadini tedeschi giunti in Italia provenienti dalla Slovenia per effettuare arrampicata su roccia. Sono state effettuate alcune verifiche di natura sanitaria, al termine delle quali i 2 sono stati sanzionati. E ieri sera intorno alle 22:15 sempre la squadra volante insieme al reparto prevenzione crimine di Padova, che concorre nel controllo del territorio, si è recato in uno stabile di via Marconi per la segnalazione di schiamazzi provenienti da un appartamento. Gli operatori hanno trovato 10 giovani, maschi e femmine tra i 18 e i 22 anni, intenti a festeggiare in violazione della normativa antipandemica. Dopo le formalità sono stati sanzionati in 7, appurato che 3 di loro vivevano in quel domicilio. La notte scorsa, infine, la Polizia di Stato ha denunciato per guida in stato di alterazione alcolica un cittadino triestino. È stato protagonista di un incidente autonomo al centro di Muggia. È intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale che l'ha sottoposto all'alcol test. È risultato positivo ed è stato denunciato. A Tolmezzo la droga arriva per posta, ma arriva anche alla polizia locale, intervenuta nell'abitazione di un trentenne già aggravato da precedenti per uso e spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo ha ritirato delle buste, si è accorto di essere osservato, ha cercato di dileguarsi raggiungendo la sua casa. Gli agenti sono riusciti a fermarlo e dopo averlo perquisito hanno trovato hashish, cocaina, metadone e un bilancino di precisione. L'uomo ha detto di essersi sentito costretto a cercare canali di approvvigionamento
smaltimento della droga diversi da quelli usati abitualmente, visto l'impegno delle forze dell'ordine, Tolmezzine nella repressione dello spaccio da strada è stato denunciato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. I carabinieri del Nord di Gradisca di Sonzo hanno arrestato un 48enne cittadino rumeno destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Ravenna. È stato rintracciato durante un controllo anti-Covid transfrontaliero. La guida di un furgone stava lasciando il territorio nazionale per fare rientro nel paese d'origine. Portato in carcere a Gorizia, deve scontare 2 mesi e 20 giorni di reclusione. Avrebbe dovuto noleggiare veicoli, invece dava abusivamente lezioni di guida a pagamento per il conseguimento della patente A scoperta dalla Polizia Stradale. La società è stata sanzionata per una somma di 11.000 euro. È stato invece inaugurato, c'è stata invece l'inaugurazione dell'anno accademico questa mattina all'Università di Trieste. Il rettore Roberto Di Lenarda traccia gli obiettivi per il 2021, in particolare nella formazione del personale medico e sanitario. Oggi Trieste e Udine sono alleate dopo anni, insomma, è inutile nascondere, dopo anni difficili, si lavora insieme, si collabora insieme e l'obiettivo è anche quello di aumentare i medici e gli specializzandi e gli infermieri soprattutto, che è una delle richieste pressanti del sistema. In questo senso c'è ottimismo anche per le parole del nuovo Premier Mario Draghi, che ha comunque posto l'istruzione al centro dei suoi discorsi, ed è forse una novità questa. Devo dire che un piccolo cambiamento si era già visto nell'ultimo anno e mezzo. Sicuramente la pandemia ha reso ancora più centrale l'attenzione sul mondo sanitario e medico, ma è tutto, diciamo, la politica che si è resa conto, speriamo in modo irreversibile, di come solo l'investimento in ricerca e in sviluppo può fare uscire il nostro Paese da questo momento di difficoltà. I fondi ci sono, dobbiamo essere capaci di fare dei progetti credibili, di saperli applicare con tempistiche strette quali quelle che ci chiede l'Europa, e la prospettiva sicuramente è migliore. Tornando al tema della numerosità degli specializzandi, noi abbiamo quasi raddoppiato i contratti di scuole di specialità per quest'anno. Il prossimo anno attiveremo 2 corsi di laurea specifici in ambito sanitario, entrambi interateneo con Udine, la laurea magistrale in infermieristica e la laurea per assistenti sanitari, anche queste molto importanti nella gestione di questa fase pandemica, ma anche i numeri proprio su tutte le professioni sanitarie sono state implementate allo scopo di dare una maggiore risposta alle esigenze della popolazione. Il pilota Gotti è importante, lasciamolo guidare, sono le parole scritte su uno striscione che è stato affisso all'esterno dello stadio Friuli, un messaggio chiaro alla società da parte della tifoseria, o quantomeno di una parte di questa. L'argomento è particolarmente caldo da una settimana circa, dal momento che si è parlato di un mancato esercizio dell'opzione per il rinnovo del contratto che sarebbe scaduto a fine mese. Inoltre i tifosi avrebbero percepito da parte della società o da fonti a essa vicine una certa insoddisfazione relativamente all'operato della tecnica. L'immagine dello striscione è stata postata sul gruppo Facebook, quello delle sponde dell'Edra, con il quesito: la gente avrebbe scelto la società che dice. Lo striscione nel frattempo è stato subito rimosso. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con A Voi la linea, e poi alle 16:30 nuovo appuntamento con informazioni di Telefriuli. Buona giornata.